Ci sono matrimoni riusciti e matrimoni un po' meno. Quello tra le due multi-utility, la veronese AGSM e l'omologa vicentina AIM, promette davvero bene. Dall'unione delle due multiservizi annunciata venerdì nel capoluogo iberico potrebbe infatti nascere un gruppo da 1 miliardo di euro. Il tutto condito da una fusione lampo che dovrebbe aggregare in meno di 3 mesi le due società municipalizzate dell'ambiente e dell'energia. Archiviati i campanilismi, Verona e Vicenza sembrano finalmente parlare la stessa lingua e guardano oltre al panorama regionale, con il primo grande polo del Veneto occidentale. Più energia, più gas per aumentare efficienza e ridurre i costi, questi buoni propositi dei due comuni che mirano a combinare l'aggregazione. Nozze, va detto, ancora solo annunciate e fasciate dal condizionale, infatti quello illustrato venerdì a Palazzo Trissino altri non è che un memorandum d'intesa. È un accordo, diciamo così, preliminare. Ci siamo dati fino al 31 marzo per studiare le reciproche cifre, i valori, i patrimoni, i piani industriali. Se tutto dovesse coincidere, entro il 31 marzo i due consigli comunali di Vicenza e di Verona delibereranno a quel punto l'aggregazione delle due società, creando di fatto un nuovo polo, il polo che unisce Verona e Vicenza e che è aperto ad altre realtà. Si manterranno le sedi e l'identità delle due aziende, mette le mani avanti il sindaco di Verona Tosi, e mentre si fa strada l'ipotesi di una quotazione in borsa, società costituita, con un occhio di riguardo comunque per la maggioranza pubblica, già si disegnano i vantaggi per i veronesi. Rispetto ai cittadini sicuramente intanto la prospettiva di un'azienda veronese e vicentina unite con una lunga prospettiva. Secondo, la riduzione dei costi che potrebbe portare quantomeno a non alzare le tariffe e le bollette, che sembra scontato ma non lo è in un percorso come questo, e magari anche di riuscire a ritoccarle, a ridurle, migliorare i servizi, migliorare l'approccio con la clientela, investire ciò che si produce di utili sul territorio. Se son rose fioriranno, recita il proverbio, di certo dovranno sbocciare prima della stagione delle amministrative scaligere.